Si fa luce sull'omicidio di Giuliano Velo, l'imprenditore di 67 anni originario di Fontaniva, ex appartenente alla Mala del Brenta, e di un uomo trovato senza vita poche ore dopo. La svolta è arrivata dopo settimane di indagini serrate. La Guardia Civile spagnola ha arrestato i 3 presunti responsabili del duplice omicidio. Era il 7 ottobre scorso, quando un comando armato avrebbe fatto irruzione e ucciso Velo nel ranch El Cantà, a Lorca, nel sud della Spagna, dove viveva da più di 20 anni. A finire in manette all'inizio di dicembre 3 persone, tutte pregiudicate. A darne notizia il delegato del governo della regione Murcia, Francisco Lucas. Secondo le ricostruzioni, sarebbero gli esecutori materiali dell'agguato in cui l'imprenditore 67enne venne ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla madre di 89 anni. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate armi, munizioni e materiale ritenuto compatibile con i fatti. Nelle indagini sono state arrestate anche altre 2 persone per possesso illegale di armi. Poche ore dopo l'omicidio di Velo, a pochi chilometri di distanza, era stato trovato morto in un'auto anche un altro uomo di origine marocchina, con precedenti per narcotraffico. Per gli inquirenti, i 2 delitti sarebbero collegati. Il movente resta coperto dal segreto istruttorio, ma l'inchiesta non esclude legami con le recenti vicende giudiziarie di Velo, fondatore di un'azienda agricola specializzata in mango e avocado, già coinvolti in indagini sul traffico di droga. Ora l'indagine entra nella fase decisiva, resta da chiarire chi abbia ordinato l'esecuzione e per quale motivo.